Nelle scorse settimane Mariamico Agrigento aveva chiesto al sindaco della città di effettuare una pulizia straordinaria delle spiagge di San Leone piena di rifiuti arrivati con le mareggiate, dopo le piene dei fiumi Acra e Cassennaro. Tutto ciò per permettere di far fluire gli arenili durante il Natale ai turisti e a tutti coloro i quali tornano in città per le festività. Il miracolo si è avverato e per la prima volta nella storia agrigentina le spiagge sono state pulite d'inverno, sono state portate via diverse tonnellate di rifiuti e quindi sugli arenili sono stati installati diversi alberi di Natale. Mariamico ringrazia l'amministrazione comunale, il distretto turistico, la Tourist Service che ha messo a disposizione i mezzi meccanici e le ditte incaricate della pulizia ad Agrigento. Buon Natale a tutti! Anche quest'anno si accendono le luci, però la novità è che naturalmente le luci vengono accese sulla spiaggia. Agrigento è un litorale invidiabile, abbiamo provveduto a fare la pulizia dell'arenile e quindi era l'occasione per posizionare questi alberi di Natale lungo tutto il nostro litorale. Ad Agrigento il Natale si è sempre vissuto sulla spiaggia, con i locali, con le passeggiate, con le attività sportive. Quest'anno abbiamo voluto dare, grazie al sindaco, grazie all'assessore Ciulla, grazie a tutta l'amministrazione, abbiamo voluto dare un segnale forte, c'è la pulizia della spiaggia, di queste bellissime installazioni natalizie, affinché si crei un'atmosfera bella originale per festeggiare il Natale. Vi aspettiamo ad Agrigento. Quest'anno quindi dal mare alla città, al centro storico, abbiamo acceso le lampadine, non ci siamo fermati solo alle frazioni, al centro città. Grazie a Mariamico, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico risultato che oggi si accende nella nostra città.